Il duro confronto geopolitico tra gli Stati Uniti e la Russia, limitato solo dal ricatto nucleare, costringe l'Europa nell'angolo. La maggioranza degli elettori montenegrini ha confermato il potere di Milo Đukanović e le sue scelte euro-atlantiche. In Albania il mercato televisivo è più vivo che mai e ripropone modelli già collaudati in Italia. Nel 1973, alle porte di Trieste, 3 cittadini del Mali morirono congelati, una tragedia antesignana dei drammi odierni dell'immigrazione. A Lussino e Pola, in Croazia, sono attivi 2 presidi veterinari che salvano e curano le tartarughe marine. I diplomatici parlano di una nuova competizione globale, i giornali titolano Nuova guerra fredda, i militari invece usano la definizione conflitto ibrido, parole che indicano il duro, aspro confronto tra gli Stati Uniti, la superpotenza vincitrice della guerra fredda, e la Russia di Vladimir Putin, che invece, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, vuole riaffermare un proprio status imperiale. Un confronto i cui apici più tragici sono la Siria e l'Ucraina. In questo contesto l'Europa è costretta a rimanere politicamente marginale. Georg Meyer è il direttore del Dipartimento di Scienze Diplomatiche di Gorizia. Al professor Meyer, che insegna storia delle relazioni diplomatiche, abbiamo chiesto di analizzare come il progetto di Putin di costruzione della nuova potenza eurasiatica russa condizioni l'Unione Europea. Teniamo presente che ancora oggi sono molto freschi i retaggi della guerra fredda, o meglio forse del bipolarismo, e quindi le relazioni tra noi e la Russia sono comunque complicate, appesantite dal fatto che loro in qualche maniera sono risultati perdenti nel confronto bipolare e che gli Stati Uniti d'America in primis e anche l'Europa occidentale naturalmente con gli stessi Stati Uniti hanno in qualche modo avuto un ruolo prevalente alla fine dell'età bipolare. Quindi per loro c'è la sostanziale impossibilità di accettare le istituzioni euroatlantiche così come sono. E vorrebbero naturalmente rifondare il tutto, ma rifondarlo implica, soprattutto per noi europei, non tenere completamente fede ai vincoli atlantici che ci legano agli Stati Uniti d'America. In Italia nei giorni scorsi c'è stato un interessante dibattito sulla decisione presa al vertice NATO di Varsavia di inviare soldati italiani sullo scacchiere baltico. In realtà le nostre forze armate nelle repubbliche baltiche sono impegnate già da tempo. Est-Ovest ha documentato con un servizio come l'aeronautica italiana per 6 mesi abbia garantito la sicurezza dei cieli di Estonia, Lituania e Lettonia, intercettando ogni giorno aerei russi che volavano senza i transponder di identificazione. Una escalation di sgarbi che spesso hanno sfiorato l'incidente armato. La diplomazia italiana sta cercando da tempo di abbassare la tensione, avviando un'azione europea e parlando con gli Stati Uniti, alleati che pretendono il rispetto degli accordi, un principio affermato sempre in modo chiaro e senza giri di parole, anche durante la recente visita del Presidente del Consiglio Renzi negli Stati Uniti. Patti chiari, amicizia lunga. Il confronto tra Mosca e Washington ha anche una dimensione nucleare. Il fatto che le due comunque grandi potenze, che hanno un'enorme disponibilità di armi nucleari, proprio per questo hanno dei vincoli enormi al travalicare qualsiasi livello di litigiosità, perché non se lo possono permettere. Lo sanno perfettamente entrambi, chiunque siano gli statisti del momento, che una guerra totale non se la possono fare. E quindi paradossalmente quello che non piace a nessuno, il potere distruttivo delle armi di distruzione di massa, in questo caso è un formidabile stabilizzatore. Vertice a Berlino tra la cancelliera Merkel, il presidente francese Hollande, il leader del Cremlino Putin e il capo di Stato ucraino Poroshenko. Il quartetto ha deciso di elaborare uno scadenziario per dettagliare e porre ordine negli elementi dell'accordo di pace per l'Ucraina orientale. Nel Donbass, dall'inizio degli scontri tra l'esercito ucraino e le milizie separatiste filorusse, sono morte più di 9.600 persone. Poroshenko ha sostenuto che lo scadenziario dovrebbe comprendere tutte le questioni legate
legate alla sicurezza, come il ritorno del controllo di Kiev su tutto il confine con la Russia. Putin, senza fornire dettagli, ha detto che la missione degli osservatori dell'OSCE nel Donbass potrebbe essere ampliata. Merkel e Hollande avrebbero anche esercitato pressioni su Putin riguardo alla Siria. Da Crna Gora nastavlja putem sigurne europske budućnosti. Siamo felici di affermare che il Montenegro continuerà sulla strada di un futuro europeo stabile, che nei prossimi mesi ci sarà la ratifica dell'accordo di adesione del Montenegro alla NATO e che durante il nostro prossimo mandato si intensificheranno i negoziati di adesione con l'Unione Europea. Milo Djukanovic proclama la sua vittoria. Non sarà semplice però formare il nuovo governo in Montenegro. Nelle elezioni politiche di domenica scorsa il primo ministro in auge da 27 anni ha ottenuto 36 seggi su 81, il 40% dei voti, ma non la maggioranza assoluta. Per lui comunque un viatico alla sua politica filo-occidentale e a quella del suo DPS, il Partito Democratico dei Socialisti. Subito dietro, con 18 seggi e il 21% dei voti, il Fronte Democratico guidato da Andrea Mandić. Non vi è dubbio che l'opposizione mostrerà la sua forza. Il Fronte Democratico sarà il futuro pilastro del governo montenegrino. Stiamo facendo cose buone, vi porteremo buone notizie. Il maggiore fronte di opposizione di formazione filorussa è contrario all'ingresso di Podgorica nella NATO e nell'Unione Europea, voluta da Djukanovic, i due temi forti della sua campagna elettorale. Una campagna elettorale ad alta tensione. A scontrarsi in Montenegro, resosi indipendente dalla Serbia 10 anni fa, sono i due blocchi storici con rapporti oggi ancora più inaspriti dalla questione mediorientale. Uno scenario da nuova guerra fredda che tuttavia aggrava le vicende apparentemente minori del piccolo stato adriatico dalla posizione però altamente strategica. La Russia insofferente per l'avanzamento ad est dell'integrazione euroatlantica e le potenze occidentali desiderose di indebolire l'influenza russa nei Balcani. Una campagna elettorale con accuse reciproche e denunce. Alla vigilia del voto un blitz porta in carcere 20 paramilitari serbi accusati di pianificare atti terroristici, di voler rapire lo stesso Djukanovic. Arresti di propaganda, risponde l'opposizione, che alcune settimane prima denunciava alla magistratura un piano di disordini orditi dal partito del premier in caso di vittoria del Fronte Democratico. Partiti filoserbi che a sua volta Djukanovic definisce epigoni russi nei Balcani. Nessuna esclusione di colpi, come ogni scontro elettorale è ormai abituato, e accuse di reciproci brogli. L'opposizione non ha ammesso la sconfitta, ma Djukanovic è ancora una volta il vincitore. Ha di fronte però un percorso in salita. Queste elezioni sono state di fatto un referendum sulla sua politica filoatlantica e sul futuro del paese. La volontà della maggioranza delle persone è stata molto chiara in queste elezioni, quindi è ovvio che la politica di Milo Djukanovic sarà quella di portare il paese verso le integrazioni europee e la NATO, per la pace e per una vita migliore da offrire ai cittadini. Ora Djukanovic dovrà costruire il suo nuovo governo con i partiti delle minoranze etniche. Per garantire solidità però avrà bisogno di nuove alleanze in Parlamento. Contro di lui un'opposizione presentata agli elettori in ordine sparso, ma che un'inedita unità porterebbe a raggiungere la maggioranza. La Croazia ha un nuovo governo di centrodestra. A guidarlo è Andrej Plenković, capo dell'Unione Democratica Croata. Plenković può contare su una solida maggioranza nel Sabor, che poggia sull'alleanza tra la sua HDZ e il partito centrista Most, il Ponte. Plenković, dal nuovo governo, ha escluso l'ala destra del suo partito ed ha impresso una svolta decisamente centrista ed europeista all'esecutivo, avviando un confronto con i rappresentanti della minoranza serba. L'incarico di ministro degli esteri è stato affidato all'eurodeputato Davor Ivo Stier. Era il canale della propaganda, poi, quando il regime è crollato, ha dovuto trovare il suo posto in un mondo nuovo.
Cleart Duray, direttore relazioni internazionali della TV pubblica albanese, ci guida attraverso quasi 60 anni di storia del piccolo schermo, dalle prime trasmissioni alle sfide del digitale. Partiamo da lontano, da quando l'Albania era un paese isolato e l'Italia il suo contatto con l'esterno. Tutti vedevano Sanremo, era proibito, o gli altri show che Rai faceva, o i film che trasmetteva e così via, ogni cosa. Per questa ragione questo è stato il maggior impatto che gli albanesi hanno cominciato a imparare l'italiano. L'influenza della TV italiana resta, ci dice Duray. Trasmettiamo ancora Sanremo e altri programmi, ma il suo impatto sul paese è diminuito. Sempre meno giovani parlano italiano, ormai si guarda i modelli americani. Negli ultimi anni la TV pubblica ha perso terreno, colpa delle ingerenze politiche, della burocrazia, di un budget limitato rispetto ai grandi gruppi privati. Gli introiti arrivano dal canone, circa 100 lek al mese, l'equivalente di 9 euro all'anno, dalla pubblicità e dai finanziamenti governativi. Può contare però sulla copertura totale del territorio, sulle prospettive aperte del digitale e su una rete internazionale come l'Unione Europea di radiodiffusione. Organizzazione molto importante per noi, appunto per coprodurre dei programmi come l'Eurofestival o altri, per comprare i diritti sportivi che sono troppo importanti per una media pubblica. Ma a dominare il mercato ormai sono le TV private, decine le licenze in tutto il paese, 5-6 le emittenti che contano a livello nazionale. Tra queste c'è TV Clan, nata nel 97 capace di imporsi grazie a format internazionali. Anche qui è evidente il legame con l'Italia, ci spiega Blendi Fevziu, che da 18 anni conduce un programma di attualità sul modello di porta a porta. In questi anni la trasmissione è cambiata seguendo le profonde trasformazioni della società. All'inizio eravamo una trasmissione stretto politico e anche la società albanese era estremamente politizzata, tutti parlavano sulla politica e sui politici. Adesso dopo 18 anni abbiamo cambiato noi, perché normalmente è cambiato la società e la trasmissione viene cambiato secondo il cambiamento della società. Adesso la gente sono più preoccupati sui problemi sociali, i problemi della vita, i problemi della società, più che i politici. Il futuro della televisione, anche qui in Albania, è legato alle immense potenzialità della rete, ci dice Fevziu. Restano i contenuti, ma cambiano i canali per raggiungere il pubblico. Il futuro delle televisioni sarà più o meno non solo nelle trasmissioni live, ma nel questo modello di Netflix e altri, che tu puoi trovare il programma a ogni ora che vuoi, non esattamente nell'ora che si trasmette. Noi abbiamo un share che è troppo alto, uno dei più alti d'Albania. Io sto vedendo adesso che nel YouTube noi abbiamo più o meno 25-30% del share che abbiamo nella trasmissione live. È un'altra maniera di arrivare alla televisione, soprattutto i emigranti albanesi che vogliono sapere cosa succede con il loro paese e li vedono non live, perché normalmente il cambiamento di fusi orari, le altre cose cambiano, ma li vedono sull'internet. Già 40 anni fa, su questa linea ferroviaria dismessa che dal porto di Trieste andava in Jugoslavia, i treni erano solo un ricordo. Rimanevano però le traversine, mentre l'idea di sfruttare il sedime per una pista ciclabile transfrontaliera che attraversasse la cortina di ferro era un'utopia di pochi visionari. Si rivelò però una via di passaggio dei disperati. Nella notte del 13 ottobre del 1973 qui morirono assiderati 3 giovani cittadini del Mali. Furono le prime vittime accertate di quella che oggi chiamiamo rotta balcanica. Nikate Mamadou di 19 anni, Seydou Dembale di 22 e Bakore Traoré di 30, assieme a 2 compagni, erano entrati in Italia attraversando di notte il confine che allora coincideva con la cortina di ferro per non essere intercettati dalle pattuglie di militari armati. Erano diretti in Francia. I 7 gradi centigradi con forte bora e pioggia li hanno fermati. Attorno alle 4 di notte hanno bussato al casello dove viveva un ferroviere in pensione che, impaurito, uscì dall'altro lato della casa e raggiunse in auto i carabinieri. All'arrivo dei soccorritori, Mamadou, Dembale e Traoré erano già morti assiderati. Gli altri 2 compagni di viaggio, dopo la prognosi riservata, si ripresero e furono utilissimi nelle indagini. Come è venuto in Europa? Con l'aeroplano dall'Algeria fino a Zagabria. Poi ho camminato tanto.
Lei è entrato in contatto con un'organizzazione italiana o francese? Italiana no, è legata ad un'organizzazione algerina. Un'organizzazione internazionale avvicinava giovani robusti in Mali e assicurava loro un lavoro in Francia. Pagavano 150.000 lire, lo stipendio di un operaio italiano per la cauzione del passaporto e quindi iniziavano il viaggio che costava altre 500.000 lire. Effettivamente c'era un traffico di turchi, un traffico che si collegava un po' al traffico di contrabbando. In effetti il contrabbandiere, anziché contrabbandare sigarette, contrabbandava cittadini turchi e maestranze straniere. Più che aiutarli li danneggiavano, perché molte volte se il collegamento oltre Trieste si perdeva, il cittadino turco restava qua in Italia, molte volte queste primule rosse, come dice lei, si appropriavano dei soldi e li lasciavano qua senza mezzi e senza possibilità, molte volte anche senza passaporti e quindi senza possibilità di poter ritornare immediatamente in patria. I resti dei 3 giovani riposano nel cimitero non lontano dall'ex stazione. Ai funerali partecipò tutto il paese, come riporta il quotidiano locale sloveno Primorski Dnevnik, che testimoniano le foto di Mario Magaina custodite presso la biblioteca slovena di Trieste. I coetanei delle 3 vittime portarono le bare e l'orazione funebre fu del sindaco del comune di Dolina. Dalla Francia arrivò anche il fratello di Mamadou. Un mese più tardi, non lontano dall'ex ferrovia, fu scoperto il cadavere di un quarto africano che nella sua peregrinazione notturna precipitò da una parete. Su alla quarta tomba, al fianco dei 3 assiderati, mentre subito oltre confine in Jugoslavia furono arrestati e processati 3 passeur italiani, incaricati di portare 10 africani fino a Ventimiglia, condannati a pochi mesi di carcere per aver oltrepassato il confine illegalmente e per contrabbando, anche se la merce contrabbandata erano persone, ma all'epoca venivano ancora definiti negri. La tartaruga marina è una sentinella ecologica. Se in mare ci sono tartarughe significa che è ancora pulito, che ci sono ancora pesci, che il fondale è più o meno ancora intatto. Caretta caretta è il nome scientifico delle nostre tartarughe marine. In Adriatico questi anfibi hanno 2 grandi nemici, le reti dei pescatori e soprattutto i grandi motoscafi. In Croazia l'Istituto Plavi Cvijet di Lussino e il Museo di Scienze Naturali di Zagabria sono partner in un progetto europeo per la difesa delle tartarughe, una specie in via d'estinzione. Le tartarughe in mare non sono agili. Per immergersi a una profondità sicura ci mettono molto tempo e in questo intervallo sono esposte al pericolo di essere investite da natanti, soprattutto i più veloci come i motoscafi. I delfini, ad esempio, sono agili e riescono a schivare le imbarcazioni, le tartarughe no. Plavi Cvijet a Lussino da anni ha avviato un programma per la difesa dei delfini, educando la gente di mare al rispetto di questi mammiferi. Il programma di difesa dei delfini per Lussino si è trasformato in un'attrazione turistica che riesce a portare sull'isola visitatori anche dopo l'estate, creando guadagno anche per i pescatori. E proprio i pescatori sono stati determinanti nella decisione di creare un centro d'asilo per le testuggini. I pescatori spesso nelle loro reti trovavano impigliate tartarughe, esemplari feriti destinati a morire. Per evitare queste situazioni penose hanno proposto ai biologi di creare un laboratorio veterinario per le testuggini, laboratorio che in alcuni anni di attività ha già salvato decine di esemplari. L'Adriatico settentrionale è una delle aree più importanti per la riproduzione delle tartarughe in tutto il Mediterraneo. Vogliamo creare una serie di attività per conoscere meglio questa specie ed evitare la sua estinzione. In Croazia il centro più importante per la salvaguardia delle tartarughe è a Pola. Nell'acquario della città istriana è attivo un laboratorio veterinario con vasche dedicate proprio alle tartarughe. Il nostro centro è stato completamente rinnovato, disponiamo di un sistema di filtraggio dell'acqua, abbiamo vasche riscaldate e soprattutto un laboratorio con tutto il necessario per la diagnostica veterinaria. A Pola ogni anno vengono curate circa 20 testuggini, non tutte ce la fanno. Comunque nel corso degli anni i veterinari di Pola hanno salvato più di un centinaio di esemplari. Il loro rilascio in mare è sempre una festa popolare che i biologi dell'acquario sfruttano per sensibilizzare le persone, soprattutto i bambini e i giovani, con la necessità di difendere la natura. I ricercatori sia a Pola sia a Lussino partecipano a programmi internazionali per la difesa delle testuggini. I biologi stanno monitorando, anche con l'uso di droni e telecamere all'infrarosso,
rosso le aree dove le tartarughe depositano le uova e stanno provvedendo a segnalare con particolari luci le reti da pesca. Molto utili per le ricerche si sono rivelati i segnalatori satellitari applicati ad alcuni esemplari curati. Ogni volta che una tartaruga emerge per prendere aria, viene segnalata la sua posizione GPS. Gli scienziati valutano che in Adriatico sia presente una popolazione di circa 5.000 tartarughe.